E bentornati a Spazio Volontariato, il nostro appuntamento settimanale con i temi del volontariato e della solidarietà, curato come sempre dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Rovigo. Ancora una volta parliamo di volontariato con un'associazione del nostro territorio e questa associazione è la Fidas Polesana, attiva nel settore della donazione del sangue, ma ci racconteranno i nostri ospiti poi più dettagliatamente di che cosa si occupa la Fidas Polesana. Presento innanzitutto chi sono i nostri ospiti. Appunto la Fidas è rappresentata da Roberta Paesante, che è la presidente. Ciao Roberta. E Antonio Doria. Ciao Antonio, vicepresidente della Fidas della nostra provincia. Ciao Francesco. E partirei subito per scaldarci con una domanda molto banale ma molto importante. Abbiamo detto appunto si occupa di donazione del sangue, ma partiamo proprio dai principi fondamentali. Che cos'è la Fidas e di che cosa si occupa? Sì, ciao Francesco, intanto ti ringraziamo te e il CSV perché ci ospitate, ci date uno spazio oggi. La Fidas Polesana è nata come PADOS nel 1975, quindi è presente nel territorio della provincia di Rovigo già da 36 anni. Si occupa naturalmente di donazione del sangue, raccoglie tutti i donatori del sangue che aderiscono alla Fidas Polesana, aderisce a sua volta alla Fidas Veneto e si è legata anche alla Fidas nazionale, quindi è nata inizialmente come un'associazione rivolta esclusivamente al territorio come PADOS e poi mano a mano si è evoluta, si è strutturata e ha deciso di aderire anche alla Fidas sia del Veneto che nazionale. È un'associazione che conta oggi circa 1000 donatori attivi e intorno ai 1100 donatori complessivi. I donatori che non sono donatori attivi sono donatori emeriti, ossia sono donatori che per motivi di salute o per raggiunti limiti d'età non possono più donare sangue, ma che comunque restano all'interno dell'associazione, hanno diritto di partecipare alle assemblee, vengono invitati alle varie manifestazioni, alle varie iniziative che vengono effettuate, che non si limitano ovviamente a quella della donazione di sangue e fanno parte di tutti i vari gruppi che sono presenti nel territorio. La Fidas Polesana ha sede principalmente a sede legale ad Adria, però opera in tutto il territorio della provincia, è composta da tutta una serie di gruppi territoriali che operano e sono presenti prevalentemente ad Adria nel Basso Polesine. E i nostri donatori però sono donatori non necessariamente polesani della provincia di Rovigo, ma sono anche donatori che vengono dalle province limitrofe, Venezia e Ferrara principalmente, ma anche da altre nazioni, e contiamo dei donatori dell'Est Europa e anche dei donatori del Marocco. E naturalmente i nostri donatori come scopo principe della partecipazione alla nostra associazione sono donatori di sangue e quindi afferiscono ai centri trasfusionali di Adria, di Rovigo, di Trecenta e effettuano questo gesto per noi molto semplice. Molto importante. Sì. E proprio di questo volevo parlare con Antonio. Una sola domanda, appunto, abbiamo citato appunto l'area in cui si trova, quanti sono i gruppi Fidas presenti? Sono circa una decina e ne abbiamo molti che ancora non sono costituiti, nel senso che formalmente non hanno una loro autonomia, ma che comunque sono presenti nel territorio e ti ripeto sono prevalentemente Basso Polesine, quindi Adria, posso citare l'ultimo che è nato che è Portoviro, che è stata una piccola conquista proprio nel 2011, si è formato recentemente, ma abbiamo anche dei gruppi storici, abbiamo Caemo, abbiamo Fasana, abbiamo Corbola, Valliera, Baricetta, Bottrighe, Porto Tolle. A Porto Tolle ne abbiamo 4 perché il territorio è molto esteso. Molto ampio, esatto, sì, quindi sì. 1 migliaio di volontari, di soci, di donatori e appunto una decina di gruppi sparsi prevalentemente nel Basso Polesine. Okay? Sì. Abbiamo un quadro di quella che è la Fidas poi nel nostro territorio. E adesso vorrei affrontare con te Antonio il tema principale, il tema portante di cui si occupa l'associazione. Abbiamo detto la donazione del sangue e quindi partendo un po' dal finale delle ultime parole di Roberta, perché è importante donare il sangue? Beh, innanzitutto grazie, naturalmente mi unisco a Roberta per ringraziare il CSU che ci dà questa opportunità. Innanzitutto conosciamo l'importanza della donazione. Il sangue non viene fatto in laboratorio, il sangue usato è quello donato e allora è importante avere tanti donatori e disponibilità di sangue per tutte le nuove patologie, da incidenti stradali ma interventi soprattutto a livello nell'ambito clinico, soprattutto i trapianti.
anche nelle nostre regioni, soprattutto sia Verona, Vicenza, Padova, necessita questo prezioso liquido. Noi come donatori della FIDAS nell'ambito provinciale sosteniamo l'autosufficienza per la donazione locale, che è importante, e possiamo dire insieme alle altre associazioni impegnate nel dono del sangue che facciamo fronte quasi in abbondanza. Lo dico anche con orgoglio, questo lo sottolineo perché la provincia di Rovigo è il fiore all'occhiello della provincia, delle province venete come donazioni, e riusciamo a fare fronte a tutte le necessità dei nostri ospedali locali e in più anche fuori provincia, ma soprattutto diamo una mano ai bambini talassemici della Sardegna e della Calabria. Tutto questo perché? Perché innanzitutto c'è la sinergia tra le associazioni che collaborano assieme, ma come punto di riferimento abbiamo il Dipartimento trasfusionale immunotrasfusionale provinciale è costituito dalle 2 ULSS di appartenenza, sia 18-19. Un passo indietro, la Regione Veneto ha praticamente diviso il territorio regionale in tanti dipartimenti per programmare la raccolta del sangue. Oltretutto, periodicamente ci siamo convocati dal nostro direttore generale, che è il direttore del dipartimento, il dottor Potenza, che ci lascia a breve per fine mandato, e in quel periodo lì si stabilisce e si programma la donazione nel territorio. Ripeto, noi nella provincia di Rovigo quest'anno la Regione ci aveva dato un più 1% perché siamo già alti rispetto alle province. Certamente per quanto si raccolga sangue non ce n'è mai abbastanza, perché dobbiamo far fronte sia alle nostre necessità locali, abbiamo detto, e quelle regionali, ma c'è un futuro anche che abbiamo già alle porte, è il futuro europeo. Di conseguenza, oltre a guardarci le nostre necessità locali e nazionali, dobbiamo guardare anche un po' più avanti. Però per il momento ci fermiamo nel nostro ambito. Intanto è già un ottimo risultato raggiungere l'autosufficienza a livello locale ed essere in grado di operare anche fuori. Il ruolo attivo della FIDAS in questo processo, che abbiamo visto che c'è proprio un coordinamento di quelle che sono le donazioni, qual è il ruolo dell'associazione poi dal punto di vista operativo? Ecco, noi, i nostri donatori, che dopo magari ci entrerà anche nelle varie iniziative, sono praticamente chiamati con l'ufficio di chiamata direttamente. I nostri donatori vengono a donare, sono programmati, nel senso che durante l'arco della settimana, del mese, abbiamo un tot di donazioni da fare. I donatori vengono invitati presso il centro trasfusionale di Adria e di Rovigo, perché abitualmente adesso anche Rovigo si va a donare, per quelli che feriscono nelle vicinanze di Rovigo. Ecco, programmati, sono chiamati e vengono fatte le loro vengono a donare il sangue ai centri trasfusionali di Adria e di Rovigo. La FIDAS in questo ha un ruolo importante di collegamento tra la struttura pubblica e il donatore. È importante essere un donatore associato, perché il donatore associato è controllato e periodicamente chiamato a fare la donazione, a rispetto di quel donatore occasionale, perché il donatore associato è inserito in una lista che è sia l'associazione che anche la struttura pubblica. Di conseguenza si arriverà anche il punto, presto anche a breve, che il donatore di Rovigo può andare a donare anche a Trapani, a Napoli, perché siamo dentro un registro, a livello nazionale. La FIDAS fa parte insieme, possiamo benissimo dirlo, al Civiz nazionale con l'Avis, con la Croce Rossa e Fraters, che sono tutte associazioni di un certo rilievo numericamente, ma teniamo anche presente che mentre la FIDAS è autonoma, ci sono tante altre piccole associazioni autonome che donano sangue, sono inserite a livello locale nelle varie province dell'Italia. Nel Veneto e soprattutto nel nord Italia abbondano un po' più di difficoltà verso il sud, ma piano piano anche gli amici, della regione del sud Italia stanno riscoprendo meglio ancora cosa vuol dire donare e cosa vuol dire donare
a chi ha bisogno il proprio sangue. Tra l'altro, ma ne parleremo dopo, ne parliamo veramente dopo, di un'iniziativa molto interessante che era stata promossa da voi ed era proprio in collaborazione anche con una regione del sud Italia, ma magari ci arriviamo dopo per non perdere il filo. Quindi abbiamo visto appunto che il ruolo della FIDAS è un po' questo, serve all'ULSS in questo caso perché aiuta a coordinare e a programmare le donazioni assieme alle altre associazioni che tu hai citato, serve anche a chi diventa donatore e per chi come me per esempio ha la memoria corta, si dimentica gli appuntamenti, anche per coordinare le attività dei singoli donatori. Se io volessi diventare donatore, come funziona dal punto di vista pratico la donazione di sangue? L'importante è semplice e allo stesso tempo un po' impegnativo, nel senso che c'è una prima visita per l'idoneità del donatore e questo naturalmente ci affidiamo sempre. Che età bisogna avere? Mi sono dimenticato di chiedere. chiedere. Alle strutture pubbliche. Allora, da 18 a 65 anni compiuti si può donare. Naturalmente il peso vale come minimo 50 kg e questo soprattutto rivolto alle donne, ma non perché gli uomini siano più, perché conosciamo un po' anche entità così a livello fisico, fisiologico delle donne. Donano, si può donare, cioè l'uomo normalmente può fare 4 donazioni annue di sangue intero oppure più donazione di plasma, che è un metodo sempre del donare e questo che si può donare non alla scadenza di 90 giorni obbligatorio per il dono del sangue, anche con giorni, cioè meno giorni. Prima cosa, chi dona? Tutti possiamo donare, purché siamo idonei al dono. Una prima visita, siamo chiamati al centro trasfusionale, c'è una prima visita, prelievo del sangue, controllo del gruppo, elettrocardiogramma, una visita, diciamo così, gli esami radiologici, poi dopo circa 15 giorni si ha l'idoneità. Dopo un mese, perché noi abbiamo un po' la cosiddetta donazione differita, cioè prima facciamo la visita all'idoneità, poi il donatore se è idoneo va a donare, onde evitare che magari si rischia anche che un donatore pur non idoneo va a donare e quel sangue vada buttato e questo sinceramente, accennavo prima, che il sangue donato va sempre apprezzato e valorizzato per quello che è, perché oltretutto non è che si butta un mezzo chilo di sangue, di liquido, ma dietro lì c'è la volontà del donatore, un atto che è un atto di generosità e dopo abbiamo anche delle spese. Non scordiamoci che dietro l'apparato della donazione ci sono i medici, strutture che necessitano delle spese e questo va a scapito diciamo così, anche della sanità. Allora, noi per fortuna nel nostro dipartimento abbiamo un minimo scarto a livello dell'anno fisiologico, ci sono una decina, 20 sacche di sangue che non è che vada buttato, qualche volta va a scadenza magari perché capita anche qualche disguido anche a livello tecnico delle macchine, ma per fortuna nel nostro dipartimento e ne siamo fieri, diciamo fierissimi sia come donatori che come anche strutture pubbliche della nostra provincia di Rovigo, sia nell'ambito di Rovigo ma anche di Adria. Perfetto, insomma abbiamo capito e torno un po' a quello che era il ruolo, stavamo parlando del ruolo dell'associazione in questo processo, percorso che porta a donare il sangue, ma c'è un altro aspetto molto importante che è quello che si diceva di coinvolgere nuovi donatori, cioè di aumentare il numero di persone che donano in modo di sorpassare il livello dell'autosufficienza e arrivare a guardare con un orizzonte più ampio e in questo senso volevo parlare di altre attività che svolge la FIDAS che ha anche un ruolo di promozione del tema della donazione. Ecco, come viene declinato questo obiettivo di promuovere, di allargare la rete dei donatori? Allora diciamo che il compito della promozione e della propaganda è proprio un compito previsto dal nostro statuto, quindi fa proprio parte degli obblighi che noi decidiamo di adempiere e degli scopi che ci prefiggiamo e poniamo in essere tutta una serie di attività che vanno dalle uscite nelle scuole di ogni ordine e grado e quindi dagli incontri con gli studenti prevalentemente, ma con le scolaresche, ma anche con i gruppi sportivi, con i gruppi parrocchiali, con tutti quei gruppi che si dimostrano in qualche maniera